Una cosa è certa, il quinto trofeo lo ha sollevato il nostro capitano, Jack De Vecchi. Grande vittoria di squadra. Sì, bellissima vittoria, bella cavalcata, insomma non era facile, tra gli alti e bassi di questa stagione siamo stati bravi a trovare questo periodo di continuità negli ultimi 2 mesi, quindi alla fine voglio dire una bella energia ci ha portato ad alzare questa coppa a livello europeo, una cosa inaspettata, una cosa insomma molto gradita. Abbiamo scritto un pezzo di storia della Dinamo, un altro pezzo di storia, l'10° e quindi è veramente bello. Un feeling ritrovato soprattutto con i tifosi che dopo il triplete si erano un pochino, come posso dire, abituati male probabilmente. Non sempre si può vincere, questa volta l'abbiamo fatto con i complimenti di tanti e questo credo che sia il miglior viatico per il proseguo anche della stagione. Capitano. Ma sicuramente insomma, è una coppa che dà entusiasmo, noi abbiamo bisogno del nostro pubblico, dei nostri tifosi che ci danno una carica pazzesca. Anche ieri in Germania erano a centinaia, sono arrivati a spingerci e insomma, è stata un'emozione unica, ma lo sono sempre in giro sia per l'Italia che per l'Europa, quindi questo è insomma, i 4 mori sono sempre con noi, è qualcosa di straordinario. Si resetta tutto, è chiaro, questo è un successo che ci inorgoglisce, però adesso focus sul campionato. Sì, adesso bisogna subito pensare a domenica a Trieste, insomma un'altra partita dentro o fuori, e noi non possiamo permetterci errori in questo momento, dobbiamo andare avanti per la nostra strada per raggiungere questi playoff il prima possibile e poi appunto ci tufferemo possibilmente in questa post season, regular season, che non sarà per niente facile. Parola di capitano? Parola di capitano. Jarosaj. Già lo sai.